Buongiorno a tutti ragazzi, stavolta una notizia sempre di origine aliena, stavolta però chi la dice è uno grosso. In effetti Putin disse al personale dirigente, ai suoi collaboratori, che la regina Elisabetta non è umana, ma che sarebbe una rettiliana. Putin contro la regina nel suo 70° anniversario ed è stato criticato pesantemente. Sì, dopo lo contatto, ho provato a scriverlo prima, ma non stava in linea. In effetti, ciao Maria, ciao Sasha. In effetti, nel suo 70° anniversario è stato molto criticato per non averla aiutata a salire le scale e per essersi tenuto a distanza da lei. In effetti, Putin le diede un po' di distacco, aveva paura, in effetti, quindi in effetti anche Putin disse al suo personale di fare attenzione perché la regina non è di origini umane. Quindi ragazzi, non è che lo dico io, lo dicono quasi tutto. In effetti ho fatto un giro anche al CK, in effetti che loro guardano anche queste cose, sì, è di origine aliena, sì. In effetti anche loro dicono che ce ne stanno un sacco, in effetti, come Bush, la famiglia di Bush, la regina Elisabetta, Obama, in effetti ce ne stanno un sacco che stanno in mezzo a noi. Dice che non è facile, sì, giustamente. No, allora tu lo sai che lì Putin con tutta la sua buona volontà non può competere con gli alieni in effetti, quindi nessuno di noi potrebbe combattere contro queste persone, quindi è meglio tenerle diciamo amiche, però a una certa distanza, come ha fatto Putin. In effetti Putin è andato al congresso, è andato al suo anniversario, tutto ciò, però tiene un po' delle distanze perché giustamente sa chi è. Quindi in effetti non è che lo so che diciamo Putin ha una forza davvero spaventosa, però sa anche bene che non può combattere contro queste persone, cioè gli alieni in effetti, quindi lui si mantiene un poco a distanza in effetti, quindi questa è la cosa che volevo dire. Penso che siano cannibali, sì, perché ho letto su un argomento che cosa mangiavano. In effetti una cosa è risultata un po' strana. In effetti dice che il marito mangia carne, mangia tutto, invece lei mangia non nascosto, diverso dagli altri, mangia da sola. In effetti non si sa perché, ma sembra che la regina mangi sola. Quindi mo non si sa che cosa vuol dire questa parola, ragazzi, cioè non spiegano comunque. Mm, vabbè, quindi in effetti non possiamo sapere. Va bene, Stellar. Quindi non possiamo sapere, sì, sì, che cosa mangiano oppure no. In effetti si sanno che queste persone sono di origine aliena, quindi si presuppone che la regina Elisabetta sia una rettiliana, quindi non è un grigio. In effetti, proprio a testimonianza di ciò, ragazzi, io metto un link, andatelo a guardare al minuto 0,11, stoppatelo. Vi rendete conto che l'occhio della regina è come una lucertola scuro. Quindi io dopo questo video, ragazzi, cioè adesso ve l'ho spiegato io, al 0,11 bloccate il YouTube, diciamo il video che vi metto, e vedete l'occhio destro della regina mentre sta facendo un congresso. Si vede proprio, ragazzi, come un occhio scuro scuro scuro, tipo diciamo un serpente. Quindi questo video l'ho trovato su internet e quindi è reale, ragazzi, quindi è reale, ve lo dico io, come ho messo quelli di prima, ho trovato pure queste qua. Ciao Paola, ciao Massimo. Quindi diciamo che
sì, comunque qua sta davanti a dei giocatori che giocano, lei li premia e l'occhio sembra cambiare, non cambiare, è proprio nero l'occhio, cioè un occhio normale, un occhio è nero, cioè cambiare proprio l'occhio, si vede che cambia, cioè è una cosa strana. Poi subito, sì, sì, ma io secondo me è lo stesso che stiamo dicendo noi. Mo' ti faccio vedere che quello lì, in effetti, dove ci stanno i giocatori di football che vengono premiati e la regina viene inquadrata in primo piano e poi subito viene distorto, diciamo, l'immagine. Quindi allo 0,11 ragazze stoppate. No, non riesco a metterlo qua in live, però io lo metto subito, quindi vi saluto ragazzi e in tempo di elaborare un attimo il video, 5 minuti e vi metto subito. Lasciatemi un commento sotto a questo video qualsiasi che volete voi e io ve lo metto sotto. Va bene, ciao Stellar, ciao Avvocatella, ciao a tutti ragazzi, andate a vedere questo video. No, no, è tutto nero l'occhio, quindi non è che diciamo è solo la parte bianca, no, è tutto nero l'occhio. È tipo quel marroncino, tipo una lucertola, capisci più o meno, quello scuro in effetti, non lo so. Una cosa comunque strana. Comunque io adesso ve lo metto, poi giudicate voi, può darsi pure che mi ci paio, però a me sembra proprio una cosa strana. Sì, sì, dopo glielo passo, sì, sì. Vabbè ragazzi, datemi il tempo giusto di chiudere questo video e vi metto il link, poi giudicate voi, dite che cosa può essere, boh.